Le polizie locali in questi ultimi anni hanno subito una crescita molto importante, sia dal punto di vista delle competenze, sia dal punto di vista delle professionalità. E sotto questo profilo la formazione riveste un ruolo fondamentale, l'aggiornamento sulle nuove norme legislative, sulla diciamo, formazione di base di tutto il personale, credo che sia fondamentale per fornire un servizio sempre migliore ai nostri concittadini. La criminalità organizzata è presente purtroppo anche in questa provincia, ma non è una presenza militare come quelle che siamo abituati a vedere o sentire nelle regioni del Meridione. È una presenza che approfitta del ricco tessuto economico di questa provincia, inserendosi nelle pieghe della crisi economica, favorendo prestiti che magari le banche rifiutano, acquisendo imprese e impiegando la grande somma di denaro di cui loro dispongono. Ecco, da questo punto di vista è fondamentale anche da parte delle polizie locali la massima attenzione a saper cogliere quei segnali, cosiddetti reati spia, che possano consentire alle unità specializzate che lottano contro la criminalità organizzata di approfondire le indagini. È un lavoro di sinergia tra tutte le componenti del sistema di sicurezza.